sola mai sarà. Gloria e onor cantiate, Signor, il popolo redento che annuncia la tua bontà. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente, Fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. per mia E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria in excelsis Deo.
et in terra pax hominibus bone voluntatis. Gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che governi il cielo e la terra, ascolta con bontà le preghiere del tuo popolo e dona ai nostri giorni la tua pace. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro del profeta Isaia. Per amore di Sion non tacerò, per amore di Gerusalemme non mi concederò riposo, finché non sorga come aurora la sua giustizia e la sua salvezza non risplenda come lampada. Allora le genti vedranno la tua giustizia, tutti i re la tua gloria. Sarai chiamato con un nome nuovo, con la bocca del Signore indicherà. Sarai una magnifica corona nella mano del Signore, un diadema regale nella palma del tuo Dio. Nessuno ti chiamerà più abbandonata, né la tua terra sarà più detta devastata, ma sarai chiamata mia gioia e la tua terra sposata, perché il Signore troverà in te la sua delizia e la tua terra avrà uno sposo. Sì, come una giovane sposa, una vergine, così ti sposeranno i tuoi figli. Come gioisce lo sposo per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Parola di Dio. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore, uomini di tutta la terra, cantate al Signore, benedite il suo nome. Annunciate a tutti i popoli annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, in mezzo alle genti narrate la sua gloria, a tutti i popoli dite le sue meraviglie. Annunciate a tutti i popoli date al Signore, o famiglie dei popoli, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie del Signore. Prostratevi al Signore nel suo atrio santo, tremi davanti a Lui tutta la terra. Dite tra le genti, il Signore regna, egli giudica i popoli con rettitudine. Annunciate a tutti i popoli le meraviglie
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. A uno, infatti, per mezzo dello Spirito, viene dato il linguaggio di sapienza. A un altro, invece, dallo stesso Spirito, il linguaggio di conoscenza. A uno, nello stesso Spirito, la fede. A un altro, nell'unico Spirito, il dono delle guarigioni. A uno, il potere dei miracoli. A un altro, il dono della profezia. A un altro, il dono di discernere gli spiriti. A un altro, la varietà delle lingue. A un altro, l'interpretazione delle lingue. Ma tutte queste cose le opera l'unico e medesimo Spirito, distribuendole a ciascuno come vuole. Parola di Dio. Dio ci ha chiamati mediante il Vangelo per entrare in possesso della gloria del Signore nostro Gesù Cristo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Vi erano là 6 anfore di pietra per la purificazione rituale dei giudei, contenenti ciascuna da 80 a 120 litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliele portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il banchetto, il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e quando si è già bevuto molto,
quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora. Questo a Cana di Galilea fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù. Egli manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Parola del Signore. Vi saluto tutti cari fratelli e sorelle, vi ringrazio di essere qui, saluto i miei confratelli sacerdoti, diaconi, in particolare Sua Eccellenza Monsignor Beniamino, Sua Eminenza Monsignor Beniamino, Sua Eccellenza Monsignor Armando, Don Fabio, Monsignor Fabio, miei carissimi confratelli. Saluto le autorità civili, le forze dell'ordine, saluto i membri del Sovrano Ordine Militare di Malta, dell'Ordine Equestre di San Sepolcro, i consacrati, saluto tutti voi, lontani e vicini. Circa 17 anni fa, quando si è trattato per me di preparare lo stemma episcopale, perché bisogna fare anche questo quando si diventa vescovi, mi sono trovato nella necessità di trovare una frase biblica, un motto, una frase biblica, possibilmente in latino. Monsignor Luciani aveva trovato una frase brevissima, humilitas, non era neanche una frase, era una parola. E una delle frasi che mi erano venute in mente è stata proprio quella che abbiamo appena sentito nel Vangelo: qualsiasi cosa vi dica, fatela. In latino però suonava un po' dura, quodcunque dixerit vobis facite. Sì, era un po' difficile. Però, pur piacendomi moltissimo e avendo a che fare con questa frase molte volte, perché il brano della moltiplicazione, del miracolo di Cana è uno di quelli che ascoltiamo più spesso, e ho dovuto lasciarlo in parte. E ho preferito scegliere per il mio stemma episcopale le 3 parole di San Paolo: omnia propter evangelium. Tutto io faccio per il Vangelo. È quello che avete visto e letto in questi anni nello stemma episcopale. A dire il vero, c'era anche un'altra frase che mi ronzava per la testa, ed era quella che poi abbiamo utilizzato per il nostro convegno diocesano del 2012. Ricordate, abita la terra e vivi con fede. Ma anche questa nella sua versione latina non era molto scorrevole ed era tra l'altro un po' troppo lunga. Inhabitabis terram et pasceris in fide. È difficile. Ebbene, queste 3 frasi mi sono tornate ripetutamente alla memoria in questi settimane, mesi di conclusione del mio servizio episcopale. Mi sono tornate come degli interrogativi. Ma tu hai veramente fatto tutto per il Vangelo? Ahimè, non credo proprio di poter rispondere tranquillamente di sì. E poi l'altra domanda: ma tu hai veramente fatto qualsiasi cosa il Signore Gesù ti abbia detto di fare? Anche qui ci sono parecchi buchi che non sono stati riempiti. Probabilmente delle 3 frasi, quella in cui mi sono ritrovato di più e mi ritrovo di più in questo momento è proprio quella che abbiamo utilizzata per il nostro convegno: abita la terra e vivi con fede, o anche, come preferisse tradurre il nostro confratello Don Giampietro Zago, abita la terra e nutriti di fede. Vivere di fede, nutrirsi di fede può anche coesistere
con il fatto di essere e di riconoscersi manchevole, concretamente peccatore. È proprio così. Il fatto di essere incompleti, imperfetti, fragili e poi concretamente anche peccatori, come spesso riconosciamo nella liturgia, anche oggi ci riconosciamo peccatori, o quando diciamo l'Ave Maria prega per noi peccatori, vorrà dire qualcosa, no? Ecco, tutto questo non impedisce di vivere con fede e di nutrirsi di fede. Concretamente non ci impedisce di aver fiducia nella misericordia del Signore, non ci impedisce l'affidamento ad essa da poveri peccatori, ma anzi la facilita per certi aspetti. E il ragionamento è questo: il Signore che mi ha chiamato alla vita, il Signore che mi ha chiamato a far parte della famiglia dei battezzati, cioè la Chiesa, il Signore che mi ha chiamato al ministero, è sempre anche in grado di perdonare le mie colpe, i miei peccati, è sempre in grado di rinnovare la mia vita spirituale, la mia veste battesimale, il ministero ordinato in cui mi ha costituito. È in grado di rinnovarlo, è creatore. Io credo, se ci pensiamo bene, io credo che sia proprio questo il primo significato di quel vivere con fede, di quel nutrirsi di fede che ci permette di abitare in modo umanamente degno, intendo dire con speranza, la terra in cui il Signore ci ha collocato. Mancasse questa fede, mancasse la speranza che ne scaturisce, la nostra vita scivolerebbe inevitabilmente in una di queste due direzioni, o meglio in tutte e due, o nella presunzione di essere autosufficienti e perfetti per conto nostro, oppure, quando ci accorgiamo che questo non è realmente possibile, nello scoraggiamento e nella rassegnazione. Non sarò mai capace di vivere come Gesù mi indica. Quello evangelico è un ideale troppo alto, quello che mi dice di fare Gesù non è realmente attuabile, accontentiamoci, tiriamo avanti alla meno peggio e così via. È così, sapete, è così. O la presunzione o lo scoraggiamento è un circolo vizioso. Vivere con fede nella terra in cui il Signore mi ha collocato ha comportato per me di appassionarmi alla diocesi, ai preti, alla gente a cui sono stato mandato, senza idealismi, senza mistificazioni, la diocesi più bella, no, quella che è, abita la terra, quella in cui abiti, con fede. Senza idealismi, senza mistificazioni, ma con realismo, un realismo evangelico, non un realismo cinico, perché c'è anche quello a volte, no? Quando si finisce per pensare cosa vuoi che fare, ho a che fare sempre con questa roba qua, che schifo. No, un realismo evangelico, quello del seminatore, no? La parabola che ci è servita quest'anno per il piano pastorale. In questo senso posso dire di essere stato in grado di cogliere il tanto di bene, di positività, di vita evangelica presente in questa nostra diocesi. E posso anche dire di aver trovato tanti e bravi collaboratori, a cominciare dal mio vicario generale, al consiglio del vescovo, dai vari organismi di partecipazione, vicari foranei, consiglio presbiterale, consiglio pastorale, consiglio per gli affari economici, coordinamento degli uffici pastorali, consulta dei laici, tanti messi in fila, sono una serie, e tanti laici, tanti. Credo di poter affermare, senza dir bugie, di non aver mai trovato gente che abbia remato contro, ma di non aver mai trovato neanche gente puramente compiacente, che dicesse le cose per far piacere al vescovo. A volte si sente dire sta roba qua, quello perché è lei, allora... Ma no, io non ne ho trovati, francamente. Credo che l'eredità più bella che mi porterò in memoria e nel cuore, e penso anche di lasciare, sia stato lo sforzo di camminare insieme, certo con ruoli e responsabilità diverse, ma sforzandoci di riconoscere e valorizzare i doni presenti nelle persone che lavorano per la costruzione della nostra Chiesa, dai ministranti
ai ministri straordinari della comunione, ai diversi operatori pastorali, catechisti, educatori, animatori liturgici, responsabili amministrativi e chi più ne ha più ne metta. Tutto questo ovviamente a partire dai presbiteri e i diaconi, che sono i collaboratori più immediati, e la famiglia, diciamo, del vescovo, che fa parte anche lui del presbiterio. Inevitabilmente in quest'opera il discernimento del vescovo non sempre è stato quello di altre persone e quindi qualche tensione o qualche contrasto non sono stati assenti. Mi sento perciò in dovere anche di domandare perdono se a volte le mie decisioni di affrettare il passo o di rallentarlo hanno ferito qualcuno. Non era mia intenzione diretta di farlo, ma può essere successo e quindi francamente me ne scuso. Avviandomi alla conclusione e senza scendere in particolari analitici di questi 17 anni, desidero riassumerli riprendendo una breve frase che mi ha scritto qualche giorno fa il carissimo Monsignor Beniamino Stella, verso il quale per tanti motivi sono in grande debito di riconoscenza. Mi ha scritto qualche giorno fa: vivi con pace e gratitudine questa tappa. Ci sostiene di solito la coscienza di avercela messa tutta nella volontà di servire. Ecco, credo di poter dire di aver fatto il mio meglio, e se varie cose sono rimaste sospese da completare o da reinventare, ho la sicura speranza che il cammino della diocesi di Vittorio Veneto non finisce oggi, ma continuerà, e continuerà per il meglio. Per il meglio. Ed è proprio questo anche l'augurio che io intendo rivolgere a tutti voi, cari fratelli e sorelle, e in modo particolare a chi sarà chiamato a svolgere il servizio della responsabilità di pastore come successore di San Tiziano, che il cammino continui per il meglio, cioè secondo la volontà del Signore Gesù. Secondo questo è il meglio, questo è il meglio. Mi viene in mente quella parola che i pellegrini di Santiago si scambiano quando si incontrano: ultreia. Andiamo avanti, andiamo oltre. Ringraziando di nuovo tutti voi del sostegno e dell'affetto che sinceramente ho potuto sperimentare in tutti questi anni, ci affidiamo reciprocamente al Signore e all'azione sempre creatrice dello Spirito. Credo in un solo Dio, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio di Dio vero, generato, non creato, nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, è scese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà in gloria per giudicare i vivi e i morti. Non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è Signore e dà la vita, procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati
e aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle carissimi, ogni giorno della nostra vita è un dono, un tempo favorevole per operare il bene. Invochiamo il Padre che è nei cieli perché conceda a ciascuno di noi di camminare sempre nelle sue vie. Ripetiamo assieme: ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Santa Chiesa, il Signore le conceda pastori secondo il suo cuore, docili alla voce dello Spirito, fedeli dispensatori della parola e dei sacramenti. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per il Vescovo Corrado. Il Signore lo ricompensi per il bene compiuto in questi 17 anni come pastore della nostra Chiesa. Sostenuto dallo Spirito, possa continuare a testimoniare la sua adesione a Cristo, buon pastore. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti sono provati dalla vita nella sofferenza e nel disagio. A nessuno manchi il soccorso nella tribolazione, il conforto di una casa, la sicurezza di un lavoro dignitoso, il sostegno della fede. Preghiamo. Ascoltaci, Signore. Per tutti i giovani della nostra diocesi. Possano sempre trovare in Gesù la fonte di ogni vera gioia e la forza necessaria per una piena realizzazione dei desideri più veri del loro cuore. Non manchino mai persone adulte capaci di guidare con sapienza e secondo verità i giovani lungo il sentiero della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le famiglie. Vivano la loro esistenza come dono di Dio, sia nella serenità che nella prova. Traggano coesione e forza dalla preghiera per essere piccola Chiesa. Siano capaci di educare alla fede e di vivere nella speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui riuniti in questa celebrazione. Perché lo Spirito Santo ci aiuti nella testimonianza dei santi della nostra terra e nell'esempio dei pastori che si sono succeduti, ad essere sempre più radicati al Vangelo e a riscoprire la gioia di essere seminatori di speranza. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che nell'ora della croce hai chiamato l'umanità ad unirsi in Cristo, sposo e Signore, fa che in questo convito domenicale la Santa Chiesa sperimenti la forza trasformante del suo amore e pregusti nella speranza la gioia delle nozze eterne per Cristo nostro Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare con viva fede ai santi misteri, perché ogni volta che celebriamo questo memoriale del sacrificio del tuo Figlio si compie l'opera della nostra redenzione per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto benedirti e renderti grazie, Padre Santo, sorgente della verità e della vita, perché in questo giorno di festa ci hai convocato nella tua casa. Oggi la tua famiglia, riunita nell'ascolto della parola e nella comunione dell'unico pane spezzato, fa memoria del Signore risorto nell'attesa della domenica senza tramonto, quando l'umanità intera entrerà nel tuo riposo. Allora noi vedremo il tuo volto e loderemo senza fine la tua misericordia. Con questa gioiosa speranza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce l'inno della tua lode. Osanna nell'alto dei cieli. Colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Corrado, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Dona noi la Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore.
Preghiamo. Infondi in noi, o Padre, lo spirito del tuo amore, perché saziati dall'unico pane del cielo, nell'unica fede siamo resi un solo corpo, per Cristo nostro Signore. Ci possiamo sedere? Caro Vescovo Corrado, è vero che il grazie più grande l'abbiamo detto nell'Eucaristia, però vogliamo esprimerlo ancora di più con due interventi che ora ascolteremo da parte di due persone, e ci vorrà un po' di pazienza, ma anche il tempo dedicato per questo è espressione della nostra gratitudine. Comincia Monsignor Martino Zagonel, vicario generale per tutti gli anni che lei è stato qui, e lo ascoltiamo. Grazie, Monsignor Corrado. 2008-2025, 17 anni di presenza in mezzo a noi. All'inizio una presenza, come dire, guardinga, prudente, di chi si chiede: dove sono capitato? Cos'è questa diocesi tra il Piave e il Livenza? Perché il vescovo abita in un castello? E perché Ceneda e Oderzo? Non le sono mancate la curiosità, la passione per la storia locale, l'amore per l'arte e l'uso veloce dell'auto per dare le prime risposte a queste domande. Che bello il territorio di questa chiesa, colline ridenti, pianura fertile, montagna anticamera delle più ardite Dolomiti, belle le chiese, insomma, brava gente. E piano piano il cuore si appassiona per dare forma concreta a quel omnia propter evangelium, parola programma del suo episcopato. E anche noi guardavamo a Corrado con una certa curiosità, quel suo andare veloce, l'arrivare puntuale ma senza mai sprecare un minuto del suo tempo, quel saper occuparsi di mille cose, e poi le sue mani, laboriose, da contadino più che da intellettuale, bellissime e abilissime comunque a scrivere e a prendere appunti, a smanettare cellulare e tablet. E così poco per volta avviene l'addomesticamento reciproco e si parte. Dopo un periodo di ambientamento comincia a delinearsi il cammino, un cammino che negli anni si svolgerà in 6 importanti tappe. La riflessione sul battesimo, il convegno ecclesiale Abita la terra e vivi con fede, la visita pastorale, la riflessione sulle Evangelii Gaudium e l'Amoris Laetitia, i giorni dolorosi del Covid e il coinvolgimento diocesano nel cammino sinodale. Sul battesimo lei ci ha offerto una profonda riflessione teologica. Abbiamo cominciato ad apprezzare una sua qualità, il servizio della parola puntuale, preciso, profondo. Ogni omelia accuratamente preparata, ogni intervento pensato, nessuna superficialità di pensiero, sempre l'impegno di nutrire di parola il popolo di Dio. E dalla riflessione sul battesimo venne una prassi rinnovata della preparazione allo stesso. Giornate luminose, quelle del convegno ecclesiale, gioia e stupore per come il popolo di Dio rispose al suo appello a convenire. Ne nacque l'espressione corresponsabili per la missione, parole guida per tutto il resto del suo episcopato. Ottobre 2012,
dicembre 2015, la visita pastorale, preceduta da una notte di adorazione nella cripta della chiesa cattedrale. Contatto diretto con la gente che ama la figura del vescovo e comincia a conoscere meglio e a voler bene a Corrado. Un solo rischio reale, quello di andare in sovrappeso, dato il buon cuore e il concorso delle cucine più varie. Visita pastorale fatta di presenza nelle comunità, visita a malati, a situazioni di sofferenza, rafforzamento delle unità pastorali, con un effetto collaterale. Nessuno è diventato così esperto conoscitore del territorio diocesano come Corrado, anche a rischio di ammaccature alla carrozzeria e di perdita di qualche punto della patente. Evangeli Gaudium Amoris Laetitia. Lei ci ha stimolato a prendere sul serio il magistero di Papa Francesco. Ardito e prezioso fu il lavoro attorno all'Amoris Laetitia, un gruppo di persone, preti e coppie di laici, da lei guidato, che per 16 incontri si ritrovano a studiare il documento papale per poi indicare alcune nuove prospettive pastorali per l'accoglienza delle persone ferite. Abbiamo apprezzato una sua modalità operativa, lo star dentro un gruppo in un atteggiamento di ricerca, di ascolto, di partecipazione attiva, per dare poi e arrivare poi ad un discernimento su che cosa dire e che cosa proporre. Gli anni del Covid, anni di sofferenza e di sostegno del cammino dei preti e delle comunità, appunto perché la rete non si squarci. E poi gli ultimi anni, dal 2021 ad oggi, il nostro modo diocesano di vivere e di accompagnare il cammino sinodale della Chiesa. Caro Monsignor Corrado, lungo tutto questo percorso lei ha avuto sempre un'attenzione alle più diverse situazioni di persone, categorie e realtà ecclesiali. Lasciando poi ai laici lo spazio per una loro personale testimonianza, mi limito a sottolineare solo alcune cose. Il rapporto con i più stretti collaboratori nei servizi di curia. È stata la sua una presenza costante, sollecita, familiare, umile, pronta a dare fiducia, a valorizzare e a chiedere collaborazione. La preoccupazione e l'impegno per una gestione corretta e oculata dell'attività economica, sia della diocesi con le sue opere, sia delle parrocchie. Il pieno sostegno al seminario e alla pastorale vocazionale nelle varie proposte di percorsi vocazionali e la scelta di celebrare ogni primo giovedì del mese la messa per le vocazioni nelle parrocchie e di aprire anche a questo scopo la cappella dell'adorazione perpetua. L'attenzione ai religiosi e religiose, in particolare all'Ordo Virginum, ai diaconi e ai preti. Mi piace ricordare soprattutto il modo di stare in mezzo ai confratelli presbiteri, semplice, fraterno, dimesso. Lo chiamerei stile cavallino, quando nei giorni di aggiornamento del clero Corrado stava in mezzo a noi come un fratello che serve, al banco del bar a preparare il caffè, prendendo posto nelle diverse tavole con la volontà di incontrare tutti, a disposizione di chi volesse incontrarlo, partecipando e intervenendo in assemblea come uno che cerca insieme, senza esimersi dall'offrire poi alla fine una propria puntuale sintesi alla fine del percorso. E come non ricordare
il suo farsi guida del gruppo, navigatore in mano, per le calli di Venezia nel pomeriggio dedicato all'arte. Magari più faticoso è stato il momento degli avvicendamenti, motivo di fatica sia per il vescovo sia per i preti, dato il cambio epocale di assumere quasi all'improvviso il servizio di più di una parrocchia. Ma lei, me l'ho detto tante volte, ha sempre ammirato anche in questa circostanza la disponibilità e l'obbedienza dei preti vittoriesi. E poi l'amore per i preti anziani e malati, le corse alle case di riposo e all'ospedale e i 140 funerali dei preti che ci hanno lasciato, confratelli di cui ha voluto che non si perdesse la memoria, anche attraverso la pubblicazione del libro Ricordatevi dei vostri capi. Omnia propter evangelium è il suo motto episcopale. Omnia, tradurrei così, ce l'ha messa tutta. Quello che aveva l'ha dato tutto. E noi le diciamo grazie. Grazie soprattutto per come si è dato a noi, con tutto se stesso. Grazie per la generosità, perché non si è risparmiato, lavorando intensamente, poche ore di sonno per notte, pochissimi giorni di vacanza. La mia vacanza, mi ha detto un giorno, è andare a Lourdes con gli ammalati. Grazie per la responsabilità, per aver vissuto intensamente la propria responsabilità di vescovo, per quel suo modo di procedere per cui di fronte ai problemi consultava accuratamente più persone, per poi discernere, decidere e assumere in prima persona le decisioni prese, e sempre riservando a sé gli interventi più impegnativi o dolorosi. Grazie per aver lavorato insieme. Grazie per la sua abitudine a coinvolgere, a dare responsabilità, a chiedere collaborazione e a ringraziare per la stessa. Grazie per la sua presenza costante a tutti gli organismi di partecipazione, anche nella fase della preparazione delle loro sedute. Grazie per l'ascolto di ciascuno, il prendere nota di ogni intervento, l'offerta del proprio contributo per poi portare il gruppo a discernere e a scegliere. Ma grazie anche per la leggerezza, grazie perché non ha mai esibito tutto questo intenso lavoro, piuttosto lo nascondeva sotto un fare dimesso, naturale, semplice, familiare, leggero, appunto. Infine, perché no, grazie per la gioia, che da adesso in avanti credo aumenterà. Grazie perché, nonostante le preoccupazioni, ha lasciato sempre trasparire gioia di vivere, anche offrendo con spontaneità e libertà qualche racconto di sé. Chi non ricorda, ad esempio, la famosa notte di Natale, il racconto che ne fece qui in cattedrale? Grazie, Monsignor Corrado. Grazie, grazie, grazie. Riserviamo qualche applauso anche per il prossimo intervento, perché ci sembrava opportuno
che a nome di tutti i laici della diocesi ci fosse un ringraziamento da parte loro. Leggerà un testo preparato da più persone Emiliano Zuccolotto, che è il segretario del Consiglio Pastorale Diocesano. Carissimo Vescovo Corrado, le diciamo che quel nostro, con il quale veniva ricordato nella Messa, dice, più di 1000 altre parole, la familiarità della sua presenza tra noi e l'affetto che sentiamo per lei. Nelle celebrazioni di queste ultime domeniche abbiamo avvertito appieno la novità di questo tempo che la nostra Chiesa è chiamata a vivere e ci ha fatto riflettere la mancanza di quel nostro che in questi anni ci ha fatto essere con lei Chiesa viva. 17 anni sono un bellissimo tratto di strada e di vita. Tutti eravamo più giovani al suo arrivo. Oggi in molti hanno famiglia, figli, qualcuno è diventato nonno. Grazie perché in questi anni ci siamo sentiti come laici chiamati e ascoltati, curati e accompagnati, accolti e coinvolti, stimati e inviati in un percorso che ci ha chiesto di verificare il nostro essere nel quotidiano e nelle comunità, volto di Chiesa accogliente, sempre disposta all'incontro e al confronto, chiamata ad un passo oltre al si è sempre fatto così. Abbiamo condiviso così la bella esperienza del convegno diocesano del 2012 Abita la terra e vivi con fede. Certo, non abbiamo forse sfruttato appieno la ricchezza di quanto condiviso e l'entusiasmo di quel momento. Non abbiamo risolto i tanti problemi emersi. Portiamo però nel cuore lo stile e la fraternità condivisa, insieme alla sua presenza costante, che sapeva valorizzare l'apporto di tutti e ciascuno, riconoscendo e raccogliendo ciò che era più prezioso. E al termine di quel percorso ci chiamò ad essere corresponsabili per la missione. Tutti insieme, preti, vescovo, religiosi e laici, siamo stati chiamati dalla sua lettera a farci carico insieme e per la parte che ci spettava dell'annuncio del Vangelo della gioia, a raccontare da laici maturi e corresponsabili l'esperienza bella di Chiesa che avevamo vissuto e che sentivamo poter far bene anche alla vita di tanti altri fratelli. Ci siamo riusciti? Se siamo qui oggi in tanti è per dirle che siamo ancora in cammino. Continuiamo e continueremo da pellegrini di speranza a raccontare la gioia di seguire Cristo, soprattutto in quei luoghi del quotidiano e in quelle periferie che spesso ci ha indicato. Grazie per lo sprone a diventare corresponsabili come fidanzati, sposi, genitori, nonni, catechisti, animatori, ma soprattutto da laici testimoni credibili nel quotidiano della nostra vita. Grazie per la vicinanza riservata agli ammalati e anziani, per l'amicizia nei confronti delle persone con disabilità e fragilità. Grazie per quel suo continuo ricordarci la bellezza del nostro camminare da corresponsabili nella Chiesa, nelle comunità, nei gruppi, nelle associazioni, nei movimenti, nelle diverse aggregazioni e nella comunità scolastica. In modo particolare ci siamo sentiti interrogati e stimati per il suo porre gli organi di partecipazione come occasione ordinaria e straordinaria per costruire insieme il presente e il futuro delle nostre comunità, che certo si stanno rinnovando e riorganizzando nelle unità pastorali, ma sono chiamate a custodire la centralità dell'incontro nell'Eucaristia come sorgente. Sarebbe bello, con gli strumenti della tecnica a lei così familiari, poter vedere tracciati su una mappa i suoi viaggi in diocesi e oltre. Ne uscirebbero delle splendide scie
che raccontano di celebrazioni, visite pastorali, campi scuola, visite ai suoi sacerdoti e semplici momenti di incontro e ascolto di vite. Immaginiamo questo suo correre di tanti anni come un continuo preparare il solco per quel seme che la lettera pastorale di quest'anno ci invita a gettare. Oggi le diciamo grazie per questa strada, per il tempo donato, per l'entusiasmo che ha sempre dimostrato, per la cura alle nostre comunità, alle famiglie, per la dedicazione, non solo dedizione, a questa nostra Chiesa. Ci sentiamo di dirle grazie in modo tutto particolare anche per l'esempio di fraternità e paternità cercato e vissuto con i suoi e nostri sacerdoti, per il bene che ha voluto loro e per l'invito continuo al bene reciproco, dono da offrirci continuamente e nonostante tutto, come segno riconoscibile dell'essere discepoli dell'unico Maestro. Le assicuriamo il nostro ricordo e la nostra preghiera. Le affidiamo i nostri giovani e il futuro dei tanti che ha incontrato nel sacramento della Cresima, nei campi scuola, nella scuola di preghiera e per quelli che ha accompagnato alle giornate mondiali della gioventù. E ora le auguriamo buon viaggio. Siamo abituati solitamente a veder partire i figli per studio e lavoro. Oggi parte chi abbiamo avuto come padre di questa nostra Chiesa. Non è la stessa cosa. Esprimiamo ora con un segno concreto questo grazie, ce lo presenta Don Martino insieme a una famiglia della nostra diocesi. Monsignor Corrado, noi siamo ammirati ma non sorpresi della sua scelta missionaria. La sua libertà interiore ce lo faceva presagire. Lei ha scelto di rimanere nella Chiesa di Vittorio Veneto e di inserirsi nel progetto di scambio missionario di questa Chiesa. E di farlo mettendosi a servizio come collaboratore di un prete giovane da lei ordinato prete. È meraviglia di Vangelo che sovverte i criteri del comune carrierismo. In tutto questo lei non parte a titolo personale. Noi oggi qui, mentre la salutiamo, desideriamo realizzare, per così dire, il suo invio. La Chiesa di Vittorio Veneto la invia in missione. Di solito il momento dell'invio di un missionario avviene accompagnato da un segno, la consegna della Bibbia o di un crocefisso. Noi abbiamo pensato a un segno ancor più esigente, un calice e una patena, che nella messa conterranno il corpo e il sangue del Signore. A mettere nelle sue mani questo dono, segno, è un giovane, una famiglia. Rappresentano la nostra Chiesa vittoriese che sempre più vorrebbe essere famiglia.
e noi ufficialmente le esprimiamo questo auspicio. Possa sempre trovare in Cristo la forza per continuare a donarsi anche in terra brasiliana, da generoso seminatore di speranza e di gioia. Alla base del calice c'è scritto 2008-2025 al Vescovo Corrado Pizziolo, con riconoscenza la diocesi di Vittorio Veneto. Santo subito. Va bene, risparmiamo le battute. Grazie di questi indirizzi. Ascoltavo volentieri il percorso che ricordava Don Martino. Dicevo, abbiamo fatto anche belle cose in questi anni qua. Abbiamo fatto anche belle cose, dai. Bene, non perdiamo ulteriormente tempo. Io prima non ho nominato associazioni e movimenti della nostra diocesi quando ho parlato di preti, ho parlato del presbiterio, di diaconi. Ecco, nel mondo laicale che ho appena accennato voglio proprio sottolineare la grande sintonia con le associazioni, l'Azione Cattolica, gli Scout, i Focolarini, il Rinnovamento dello Spirito, associazioni famiglie rurali, l'Unitalsi, poi la consulta dei laici, la consulta con Gianluigi che è venuto all'offertorio a portare, prima era Dante, è stato un organismo molto bello e credo che sia uno dei ricordi che mi porto. Desidero ringraziare, cosa che non ho fatto quel giorno che ho annunciato la mia decisione, desidero ringraziare Monsignor Beniamino Stella. L'ho citato nell'omelia, ma lui in questo periodo non era così facile ottenere da Roma, dal dicastero, dall'annunziatura il via libera. Lui è stato, lo definisco così, il mio Virgilio. Questo è un po' un discorso a doppio taglio, perché non vorrei che voi confondeste il dicastero e l'annunziatura come dei gironi infernali. No, anzi, devo dire che ho trovato delle persone veramente, veramente squisite, sia dicastero dei vescovi, sia in nunziatura, hanno compreso e mi hanno facilitato. Però è importante essere guidati e Monsignor Beniamino mi ha proprio guidato come Virgilio ha guidato Dante. Ecco, lo ringrazio proprio di cuore, è stata una presenza molto bella e credo che proprio ringrazio anche Don Armando, che è stato uno dei primi confidenti del mio orientamento e mi ha sempre incoraggiato, e ringrazio Don Fabio anche, che non è stato interpellato fin dall'inizio, però mi ha appoggiato decisamente quando gli ho comunicato. Cosa dire ulteriormente? Quello che è stato detto, quel cammino che abbiamo fatto, manteniamolo, e gli aspetti migliori, state ricordati gli aspetti migliori, evidentemente no, non si ricordano in questi casi le fatiche e i contrasti, che come accennavo nell'omelia non sempre sono mancati, però ecco, credo che possano essere anche quelli parte di quel pellegrinaggio che è la nostra vita personale e comunitaria. Li abbiamo superati, ci siamo anche riconciliati, e quello importante è quello di guardare avanti, di dire ognuno cerchi di dare il meglio di se stesso, i risultati non mancheranno. Ringrazio anche vedo le autorità civili, il rapporto
con il sindaco di Vittorio Veneto e di altri sindaci, è sempre stato buono e corretto, nessuna invasione di campi. Ecco, ho sempre apprezzato anche la correttezza e la squisitezza di rapporti che ho avuto in questi anni con gli amministratori locali, di cui ho sempre avuto molta fiducia. I primi anni ho fatto anche degli incontri, poi per vari motivi abbiamo smesso, ma nella visita pastorale abbiamo ripreso ultimamente nel cammino sinodale dei cantieri. Ecco, credo che per dire una parola proprio di riconoscenza e di incoraggiamento, non è facile essere amministratori, tutt'altro. Però anche qui, se si dà il meglio di se stessi senza pretendere la perfezione, i risultati non mancheranno. Concludo. Ecco, diciamo una preghiera che ho trovato da un mio il vescovo Monsignor Magnani, quando ha lasciato la diocesi, aveva preparato questa preghiera e mi pareva bella. Ho chiesto a Don Mirko di metterla dentro nel libretto e concludiamo con questa preghiera. Padre misericordioso e sempre fedele, oggi a te innalzo il mio più profondo rendimento di grazie, perché mi hai creato, fatto cristiano e chiamato al ministero episcopale. Ti rendo grazie per questa Chiesa di Vittorio Veneto, di cui nella tua infinita misericordia mi hai voluto vescovo e pastore. Ti rendo grazie per i collaboratori che mi hai posto accanto e per tutti coloro che ho incontrato, conoscendo e sperimentando in essi il tuo amore sempre fedele. Ed ora, Padre Santo, accogli la preghiera per questa tua Chiesa che ho amato, perché ti sia sempre sposa fedele, fatta bella per il suo sposo. Conferma nella fede salda e nella misericordia i presbiteri, affinché sappiano guidare secondo il tuo cuore le comunità loro affidate, annunciando la tua parola e celebrando i santi misteri. Suscita nei diaconi lo spirito di servizio dei fratelli, perché cresca la carità fraterna e l'amore per i piccoli, i poveri, gli ultimi, per gli esclusi e gli immigrati non venga mai meno. Concedi ai consacrati di essere radicalmente fedeli all'Evangelo, affinché nulla, anteponendo l'amore di Cristo, siano un segno del tuo regno che già viene. Illumina con la luce del tuo Spirito Santo quei cristiani che hanno responsabilità nella società, perché in essa si instaurino sempre la giustizia e la pace. Rinnova l'amore all'interno delle famiglie, tra gli sposi e tra i genitori e i figli, affinché possano vivere giorni buoni e felici. Suscita vocazioni alla vita presbiterale e religiosa, perché la tua Chiesa, ricolma dello Spirito, sia arricchita di doni e ministeri. Apri con la forza e la dolcezza del tuo amore i cuori e le menti di ogni uomo e di ogni donna che abita questa terra, perché conosca che tu sei un Padre che ama tutti i suoi figli. Tu sei benedetto, o Padre, attraverso Gesù Cristo, nostra verità, e nello Spirito Santo, nostra santità, ora e per tutti i secoli dei secoli. Amen. E il Signore sia con voi. Chinate il capo per la benedizione. Il Signore che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce faccia di voi il suo Tempio Santo. La parola di Dio dimori in voi e tra di voi in abbondanza e vi confermi quale corpo di Cristo. Il Signore vi conceda di ascoltare ciò che lo Spirito dice alla Chiesa. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Grazie a tutte le persone che hanno collaborato per rendere più bella questa celebrazione e anche il momento conviviale che seguirà. Infatti, grazie agli alpini di Vittorio Veneto e ad alcuni volontari della parrocchia di Colfosco, siete tutti invitati in seminario per salutarci e salutare il Vescovo Corrado, insieme a un buon bicchiere di vin brûlé o di tè e un po' di panettone. Per accedere al seminario si può utilizzare anche il portone che si trova sulla piazza.
Ultimissima cosa, in fondo alla chiesa troverete un piccolo libretto semplice che però vuole essere un ricordo di questa giornata. È un libretto che riporta le 17 preghiere che il Vescovo Corrado ha scritto per ogni anno pastorale. Portatelo a casa, sarà un modo per ricordare questo giorno e continuare nella preghiera l'amicizia costruita in questi anni col nostro Vescovo Corrado. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.